di Ecopassion, Ciao, giusto? piacere. Piacere. E voi venite da? Brunico. Brunico, benissimo. Siete partiti quando? Noi siamo partiti 6 anni fa, abbiamo iniziato con l'edilizia e come vedete qua sul nostro stand ci siamo specializzati sull'alimentare, sulla cosmesi, sul tessile e sugli estratti della pianta della canapa. Voi recuperate la canapa da dove? Noi abbiamo la nostra rete dei contadini che ci forniscono la materia prima, Quindi tutta italiana o anche dall'estero? una parte dall'estero, però non estero, proprio viene dall'Austria, e una parte dall'Alto Adige e una parte dal Friuli che produco io. Ok. Siete riusciti a creare una rete quindi tra Noi di stiamo voi? creando la rete con i contadini per poi creare, per produrre tutto in Alto Adige nel nostro paese, per proprio tenerlo autoctono e mantenere il valore che c'era una volta. Quindi anche dal punto di vista delle sementi eccetera riuscite in qualche maniera? Al momento le sementi le compriamo dai vari fornitori europei che sono certificati EU, noi lavoriamo solo con canapa certificata europea, per catalogo europeo, e abbiamo, come dicevo, la rete contadini e proviamo a fare il meglio del meglio. Dal punto di vista dei consumi hai visto che sono ovviamente aumentati negli Sì, ultimi anni? il mondo C'è della canapa è una sensibilità da parte del consumatore, sì. il mondo del consumatore finale è cresciuto sempre di più, la canapa è sempre più conosciuta e c'è anche una documentazione di 14.000 anni dietro e quindi è sempre esistita in Italia. Fino agli anni 20 eravamo i produttori di qualità numero 1 e di quantità numero 2 e noi come Elite Ecopassion siamo qua per fare ritornare il valore nel nostro paese. Iniziamo con l'Alto Adige e dopo magari andiamo avanti. Che cosa manca secondo te in questo momento, anche dal punto di vista legislativo? Dal punto di vista legislativo manca un po' la sensibilizzazione e mancano i valori che c'erano una volta, perché secondo me la politica la vede troppo dal punto di soldi, come non so come esprimermi, scusate se parlo tedesco. No, vai. E Ma per quanto riguarda la canapa che cosa manca? Cosa potrebbe aiutare ancora questo mercato? dovrebbe essere tutto un po' più arrotondato, la legge è troppo complicata. Troppo rigida? Troppo rigida, sì. Poi non sanno come applicarla perché è troppo complessa. Io vengo stamattina, sono state in Val di Fiemme, mi hanno detto che comunque già a Bolzano addirittura i dottori stessi, i medici di Sì, base stessi le stanno noi lavoriamo utilizzando. assieme a 8 medici di base che prescrivono il nostro prodotto e io cerco di creare una collaborazione per chiudere tutto il sistema e per sensibilizzare tutta la storia della canapa, perché è una pianta veramente miracolosa, puoi fare di tutto.